La maggioranza di Brugnaro vuole azzerare il ruolo delle opposizioni in Consiglio Comunale. L'accusa arriva dal Movimento 5 Stelle, che punta il dito sul nuovo regolamento di Cafarsetti in discussione in questi giorni. Tra le proposte che Fucsia e Lega sono pronte ad approvare la riduzione dei tempi degli interventi da 5 a 3 minuti, la possibilità per sindaco e assessori di intervenire in aula in qualsiasi momento per comunicazioni senza la possibilità di replica da parte dei consiglieri e il rinvio delle interrogazioni non discusse in commissione entro 30 giorni al question time del Consiglio, senza quindi una risposta scritta. La somma di queste modifiche, accusa Elena La Rocca, riduce lo spazio delle opposizioni fin quasi a farle scomparire. È un fatto molto grave perché la parte di città che non ha votato per questo sindaco è rappresentata dal Consiglio Comunale. Sono in gioco i principi fondamentali della democrazia. Nella direzione esattamente opposta vanno invece le proposte dei grillini, che chiedono di introdurre nel nuovo regolamento alcune innovazioni in direzione di una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini. Ho presentato una mozione per chiedere che l'audio delle commissioni consigliari sia registrato, visto che adesso gli smartphone, la tecnologia consente di farlo facilmente e senza costo, sia registrato e reso pubblico sul sito del comune. Questo perché molti cittadini avrebbero interesse a seguire i temi che vengono trattati in commissione e così potrebbero farlo senza appunto difficoltà e senza mediazione.